grazia che ci ha fatto comprendere, capire, riconoscere, volere, desiderare questa parte migliore. Signore, parla con noi, aiutaci a essere veri cristiani, uomini che il mondo non merita, non gli merita. Oh Signore, Maranatha, presto vieni, Signor Gesù. Siamo in attesa del tuo ritorno, con le lampade accese, desiderando lo sposo, come la sposa che desidera suo sposo, che desidera le nozze, dove tutto, Signore, si compierà. Vedi quelli che sono a casa, Signore, quelli che sono in vacanza, in ferie, ma noi siamo qui e so che tu non ci disperderai, non ci manderai via senza una parola della tua parte. Continua con tuo popolo, dacci la salute, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Pace a tutti, fratelli. Gloria al Signore. Che meraviglia poter essere qui con noi. Preghiamo per i nostri fratelli che purtroppo stasera non ci sono, perché possano esserci nelle altre settimane. E sappiamo che è un periodo difficile, dove le persone lavorano tutto l'anno e ora lavorano di più qui. Quando alcuni sono in ferie, quelli che vengono in vacanza, quelli che vivono qui lavorano per fare essere utile alla loro vacanza, no? Per lavorare negli alberghi, in quelle case, nei campeggi. Quindi noi siamo qui, ma è misericordia di Dio. Amen? Gloria al Signore. Lodiamo al Signore stasera. Siamo già in diretta. Vogliamo salutare i nostri fratelli con la pace del Signore, quelli che ci vedono in tutto il mondo, no? Dal Brasile, quelli che ci vedono in Italia, al sud, al nord, est, ovest, nelle isole. Che Dio benedica i miei fratelli. C'è una sorella di Calabria, l'Annunziata, sempre con noi in diretta. Dio benedica la nostra sorella, lei è in Campania. Che Dio benedica, e tutti i miei fratelli che ci vedono, che sono in diretta con noi. Un abbraccio, pace del Signore. Lasciate il vostro mi piace. Se non siete ancora iscritti su questo canale, iscrivetevi. Certamente il Signore c'è una parola per la nostra vita. Vorrei invitare la missionaria Priscilla. Perché lei metterà i cantici lì. Ok. Lodiamo al Signore. Lodiamo al Signore. Tu che sei a casa puoi cantare con noi, partecipare con noi. Alleluia.
550. Lodiamo al Signore. Il cantico 550. Ci sarà qui? Il cantico del nostro libretto 550. Alleluia. Abbiamo trovato in Gesù la verità che nessun uomo potrà mai calpestar. Abbiamo trovato vita, luce e libertà, la gloria del Signor. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitore. Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore ed avrà coraggio di seguire la verità. Chi proclamerà la salvezza del Signore, la vita eterna avrà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria. Gesù è il vincitore. Chiunque soffrirà con Cristo regnerà, e la sua promessa che mai meno verrà. Il suo messaggio di potenza e verità giammai cesserà. Gloria, gloria. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitore. Amen. Gloria al Signore. Lodiamo ancora. (426). O meglio, non so se c'è 430 il testo. No? Allora 426. Se pur questa vita non mi dà ricchezza, celesti dimore avrò di lassù. Qual alma perduta in duolo e tristezza, di me compassione ebbe sol Gesù. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil dolce al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol. Posseggo un asil, asil dolce al di là del sol.
così per il mondo me ne vo cantando, anche con le lotte che devo affrontare. Presto Gesù Cristo, se sarò fedele, mi porterà in cielo con lui a regnare. Alleluia! Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil dolce al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil dolce al di là del sol. A tutte le razze del lignaggio umano Cristo vuole dare piena redenzione, anche una dimora non da mano d'uomo ci ha preparata nella santa Sion. Al di là del sol, posseggo un asil dolce al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil dolce al di là del sol. Amen. Gloria a Dio. Facciamo una preghiera per tutte le nostre basi missionarie in Italia, anche all'estero. Mettiamoci in piedi e facciamo questa preghiera per la missione sia qua in Italia anche all'estero. Oggi abbiamo con noi una coppia di fratelli che vengono dalla nostra missione in Germania, a Monaco di Baviera, e loro sono in vacanza qui in Italia, ma hanno voluto partecipare con noi di un culto nell'arca missionaria italiana. I tedeschi vengono nell'arca missionaria italiana perché la guerra non ce n'è, è già finita e ha pace fra gli italiani e i tedeschi. Gloria a Dio, amen? Gesù unisce, gloria a Dio. E faremo una preghiera per i nostri fratelli che sono anche in Inghilterra, in Portogallo, in Kenya, in Mozambico. Preghiamo per i nostri fratelli che sono in Paraguay, in Brasile, in Perù, Equador, Stati Uniti, in tutto il mondo dove c'è un missionario. Vorrei invitare la missionaria Priscilla per fare questa preghiera, presentando anche in speciale tutte le nostre basi missionarie a Belluno, a Verona, a Pisa, a Pomarante, a Scandici e la nostra base qua, sede della missione. Amen? Compreso i fratelli missionari operai della casa del Signore. Preghiamo anche per il viaggio del pastore Vito di Belluno che sarà con noi domenica. Lui parteciperà con noi qua e preghiamo perché lui con la missionaria Giuliana possano fare un viaggio e saranno con noi la settimana e sarà una benedizione. Amen? Quindi preghiamo per loro. Saluto a tutti con la pace del Signore, anche per le offerte, dice il pastore. Signore Gesù, vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, innalzare il tuo santo nome, Padre, e vogliamo unire le nostre voci per adorarti, per innalzare il tuo nome, ma anche per clamarti, per chiederti, Signore, per ogni richiesta che è stata fatta qua.
Padre, ti preghiamo, Signore, mettiamo davanti a te, ti presentiamo ogni missionario, Padre, ogni missionario sparso in questa Italia, ogni missionario della Shadamit, ogni missionario, Signore, che è sparso anche per il mondo, Padre, che sta predicando la tua parola. I missionari visibili, i missionari anonimi, Signore, che tu possa, Padre, nel nome di Gesù, assisterli, Signore, che tu possa mandare rinforzo per la tua opera, che tu possa, Signore, mandare le risorse per la tua opera, che tu possa agire, Signore, ogni impossibilità, che tu possa agire, Signore, dove c'è persecuzione, dove c'è, Signore, alleluia, mancanze, dove ci sono, Signore, tante mancanze, Signore, di personale, di aiuto, delle finanze. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, Padre, perché crediamo che tu sei, alleluia, responsabile per la tua opera. Crediamo, Signore, alleluia, che tu puoi mandare, Signore, aiuto, che tu puoi mandare persone per lavorare nella tua merce, Signore. Alleluia, perché nonostante il campo è grande, tu stesso hai detto, pregate perché possa mandare lavoratori. Signore, ti stiamo clamando, ti stiamo chiedendo, Signore, manda lavoratori per la tua opera, manda pastori, manda evangelisti, manda missionari, manda musicisti, Signore, manda, alleluia, persone per cantare, non solo cantanti, ma quelli che sono disponibili a lodare il tuo nome, che sono disponibili a lavorare, Signore, per i bambini, per gli adolescenti, per i giovani. Signore, sprona il tuo popolo, Signore. Io non ti chiedo soltanto di mandare, ma io ti chiedo che tu possa spingere quelli che ci sono, che tu possa alzare quelli che ci sono già, Signore, che sono lì nella merce, che sono lì, Signore, nel gregge, ma ancora non sentono, Signore, questa chiamata, che tu possa spingere, che tu possa fare vedere a queste persone che la chiamata c'è, alleluia, che il posto c'è, che l'opportunità c'è, Signore. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù, alleluia. Visita ogni nostra base missionaria, visita, Signore, la base missionaria a Monticerboli, a Pisa, Signore, visita Marco, Denisa, fortifica i tuoi figli, Signore, per l'opera, Signore, dà fede ai tuoi figli, Padre, rinforza il loro ginocchio, la loro mano per la tua opera, Padre, visita nel nome di Gesù Legnago, visita Giovanni, Dariana, ogni famiglia, Signore, nel nome di Gesù, Signore, spingi anche loro a fare di più, a essere audaci, Signore, nella tua opera. Padre, visita Belluno, quella base missionaria, la più giovane, Signore, tra le nostre basi. Visita Pastore Vito, la missionaria Giuliana. Oh, Signore Gesù, aiuta loro in ogni sfida, Signore. Manda, Signore, le persone per aiutarli. Padre, ti presentiamo qui la base missionaria a Scandice, a Firenze. Signore, tu conosci ogni nostra necessità. Aiutaci, Signore. Continua, Padre, davanti a noi. Dacci la saggezza. Oh, Signore, dacci la parola giusta. Oh, Signore, sia con noi nell'entrata, nell'uscita, nell'aprire, nel chiudere della nostra bocca. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, io ti chiedo, Padre, guardaci, ascoltaci, Signore. Alleluia, la tua parola ci prometti che tu sei un Dio che non si nasconde. Tu sei un Dio che non ci gira la spalla. Alleluia, tu sei un Dio che ascolta la preghiera del tuo popolo. Oh, Signore Gesù, noi crediamo che tu sei un Dio che stendi la tua mano per benedire. Alleluia, io credo, Signore, che la tua mano è stesa. E quando la tua mano è stesa, Signore, nessuna parola, nessun uomo, nessun lavoro, nessuno pensiero può far tornare la tua mano, Signore. Oh, alleluia. Ti chiediamo la tua benedizione su di noi, perché se la tua benedizione è su di noi, non c'è profeta di Satana che possa maledire la tua opera nel tuo popolo. Padre, ti vogliamo glorificare, Signore. Ti vogliamo lodare, Padre, per ognuno che offrirà ora nella tua casa.
per ognuno che darà la decima, Signore, con fedeltà, per ognuno di noi, Signore, che offriremo, dicendo: Signore, moltiplica per la tua casa. Signore, ricevi la mia offerta d'amore. Signore, ricevi la mia decima come un segno di fiducia, di fedeltà. Oh, Signore Gesù, di fede. Padre, io ti voglio ringraziare per ogni fratello, Signore, che dà con amore alla tua opera, che loro possano vedere, Signore, la promessa scritta nella tua parola compiersi nella loro vita, che loro possano vedere la finestra del cielo aperta e che loro possano contemplare le benedizioni scendendo, Signore, direttamente alla loro casa. Padre, nel nome di Gesù, io ti ringrazio e ti lodo di ogni cosa. Amen. Mentre offriamo, lodiamo all'unico che è degno di ricevere la nostra lode. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. Fratelli, come ho detto, c'è una coppia di fratelli che vengono della Germania, della nostra chiesa là, e mandiamo un abbraccio al pastore Renato, alla missionaria Ashley e tutta la chiesa in Germania. Mandiamo un abbraccio. Che Dio benedica. E vorrei anche sentire loro, non so se cantano, se loro lasciano un versetto, e Priscilla fa la traduzione qui, e vorrei dare a loro l'opportunità, sia al fratello che è un anziano di chiesa, e la sua sposa, la sua moglie. Vocês entenderam? Dá a oportunidade para vocês.
Wir begrüßen alle Leute in the name of Jesus. Nós saudamos a Questo io igreja. non ce la faccio a tradurre. Ho capito soltanto Dio. Poi Gesù. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Noi salutiamo la Chiesa con la pace del Signore. Glória a Deus. É uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Sono molto contento per essere qui con i fratelli. Estamos desde 2019 ali na Alemanha, pela misericórdia de Deus. È da 2019 che siamo lì in Germania per la misericordia di Dio. Deus tem estado ali conosco, da mesma forma que eu sei que Deus está aqui com os irmãos. Dio è stato con noi dello stesso modo che so che Dio è anche con voi. Glória a Deus. E passando aqui na Itália, não poderíamos deixar de visitá-los. E passando qui, essendo qui in Italia, non potevamo non venire a salutarvi. Eu queria ler um versículo em Ezequiel 37, versículo 13 e 14. Vorrei leggere un versetto in Ezechiele, 37. capitolo 37. Versículo 14 apenas. Versetto 14. No 13, desculpa. Versículo 13. Ezechiele 37, versetto 13. Hum. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, 14 também. o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Glória a Deus. Meus irmãos, Cari fratelli, ainda que estejamos dentro de uma sepultura, anche se siamo dentro la tomba, ainda que não haja esperança como não havia para o povo de Israel naquela época, anche se non c'è speranza come non c'era per il popolo di Israele, retirado de sua terra e le- espalhado pelos povos vizinhos, levati dalla loro terra e sparsi per intorno, mesmo com a mão forte do reino da Babilônia, anche se la Babilonia era una mano forte, assim, ainda assim, Deus pode nos ressuscitar da nossa anche morte. così Dio ci può risuscitare. Deus, ao soprar o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, nos trará vida de novo. Dio soffierà lo Spirito Santo nelle nostre vite e ci porterà di nuovo la vita. E poderemos honrar e glorificar a Deus em nosso lar. E potremmo lodare e glorificare a Dio dentro la nostra Glória a casa. Deus. Eu sei que hoje é culto de doutrina, então não quero me alongar na Io palavra. so che oggi è lo studio biblico e non voglio essere lungo nelle mie parole, Mas a verdade é que Deus está perto de nós. ma la realtà è che Dio è vicino a noi. E assim como temos sentido o sopro do seu Espírito ali na Alemanha, E così come stiamo sentendo il soffio del suo spirito lì in Germania, eu rogo para que Ele possa derramar também desse sopro, dessa vida sobre a Itália. io lo chiedo che anche qui in Italia Dio possa versare questo soffio, questa vita. Glória a Deus. Eu vou cantar um hino com a minha esposa. Noi loderemo una lode, faremo una lode. Ainda não sabemos louvar em italiano, Non sappiamo lodare, ancora non sappiamo lodare in italiano, mas da próxima vez que a gente vier, ma la prossima volta che verremo, a novembre, il pastore dice, louvaremos juntos na língua local. loderemo insieme nella vostra lingua. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os
os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Viu? Ringraziamo l'opportunità nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Fratelli, meditiamo sulla parola di Dio, mettiamoci in piedi, vorrei leggere con voi Salmo 37. C'è una questione che arde nel mio cuore, una parola che era poco usata, ma da un tempo abbiamo trovato anche su WhatsApp, quando siamo parte dei gruppi, no, di WhatsApp, troviamo questa parola che è effimera, il messaggio effemere, che vuol dire che ha una duratura corta, che non c'è una duratura lunga. E oggi molte cose, magari questa parola non faceva neanche parte del vocabolario di alcune persone, ma la tecnologia ha inserito. Perché? Perché il mondo è diventato effimero, con una durata corta. Salmo 37, versetto
15 davanti dice così la parola del Signore. Salmo 37, 15 dice la parola, 37 e 15. Dice così la parola: la loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi si spesseranno. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spessate, ma il Signore sostiene i giusti. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Gli empi periranno. I nemici del Signore, come grasso d'agnelli, saranno consumati e andranno in fumo. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendo per mano. Fino qui. Accomodatevi. Questa parola, che è il tema del messaggio di questa sera, effimero o effimeri nel plurale, è il contrario di duratura, di una cosa che dura a lungo, a lunga scadenza. Quando noi vediamo o facciamo un elenco delle cose effimere, possiamo osservare una cosa che è molto cercata, che è effimera: il potere. Il potere è effimero. Il potere umano. Perché dice la parola di Dio nel Salmo 37, 35: ho visto l'uomo malvagio e potente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio. E nel versetto 36 dice: ma poi è scomparso ed ecco non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Salmo 37, versetto 35 e 36. Qui parla dei poteri, gli uomini che esercitano potere. In un momento governano, in un altro non ci sono più, perché sono effimeri, passano, finiscono, scadono, sono sostituiti. Magari state domandando perché sto parlando di questo, perché il tema che stiamo studiando questo periodo è la via che il Signore ci ha proposto. E la via che il Signore ci ha proposto non è una via effimera, è una via che dura per sempre, in eterno. Allora,
per rimanere in questa via non possiamo inchinarci alle cose effimere, e una delle cose è i poteri. Quante persone distruggono amicizia, famiglia e tante cose per causa del potere? Distruggono una nazione per causa del potere. Quando noi leggiamo Giacomo 5, la lettera di Giacomo, capitolo 5, capitolo 1, versetto 5, noi vediamo che Giacomo dice: da dove provengono le guerre? E lui stesso risponde: è dai cuori degli uomini che desiderano il potere. Vedete che qual è la principale causa di una guerra, se non la manutenzione del potere, o avere potere su qualcuno o su qualcosa? Perché le famiglie lottano, combattono per un'eredità, per avere potere su qualcosa. E a volte noi cambiamo il nome potere per diritto. E nessun potere, prendete questa frase, nessun potere vale se causa distruzione. Un'altra cosa che è effimera, la vita. Gesù stesso ha detto: chi cerca di preservare la sua vita la perderà, ma chi la perderà per me la guadagnerà. Vedete com'è la via del Signore, la via che ci ha proposto il Signore da seguire. Non è una via che ci dà, che ci fa inchinare alle cose effimere, neanche alle cose che le persone, che il mondo innalza, che è la vita. No, importante, ci sono persone che non vogliono sapere di potere, di ricchezza, vogliono vivere. Chi non ha mai sentito questo? Io non voglio sapere di nulla, la cosa che mi interessa è vivere. Ma la vita anche passa. Salmo 90, versetto 10. Dice così la parola del Signore nel Salmo 90, versetto 10. I giorni dei nostri anni arrivano a 60 anni, o a 70 anni, meglio dicendo, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto. E noi ce ne vogliamo via. Passa presto e vola via, finisce veloce, vola come un passero che oggi è qui e basta un spavento che non ce n'è. Leggiamo ancora il testo della parola di Dio. Giobbe 14. Giobbe capitolo 14. L'uomo nato di donna vive pochi giorni
ed è sazio di affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra e non dura. È sopra un essere così. Tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Ossia, tu ti inchini alla mortalità perché la vita passa. Alleluia. E ci sono persone preoccupate con la sua vita. Tu devi avere preoccupazione con la tua vita se tu non segui il Signore, se tu non hai Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore. Allora tu devi preoccuparsi con la tua vita. Perché questa vita passerà sia dei giusti che anche degli empi. Ma chi sarà salvato vincerà la morte come Gesù ha vinto. Ecco, la morte non ci tratterà. La morte non metterà fine. Perché noi avremo ancora una strada, avremo ancora un futuro, la vita eterna con Cristo. Ma noi molte volte siamo attenti e cerchiamo, perché principalmente adesso, apro un parentesi molto importante, che nella mia epoca di giovane sentivo già questi consigli. Tu devi curarsi, è vero. Io non condanno la attività fisica, non condanno. Io non condanno una vita salutare con una dieta salutare, non condanno, ma questo non significa che ti darà longevità. È come dice la mia moglie, la data di partire non sappiamo, ma mentre siamo qui viviamo bene. Quindi se facciamo un esercizio e se mangiamo bene, non è che mangiamo per vivere più, mangiamo per vivere salutare. C'è differenza. Chi ha paura della morte sta mangiando bene, non mangiando dolce, non facendo esercizio, essendo seguito da un personal trainer. Perché? Perché vuole vivere molto. Io né voglio vivere poco né voglio vivere molto. Io voglio vivere con il Signore il tempo che Lui ha determinato per me. Quando viviamo con il Signore il tempo che Lui ha determinato per noi, Paolo stesso ha detto: chi si esercita nel corpo buone fa poco, ha poco ricava poco da quello che fa, ma ricava qualcosa. Non è che lui ha annullato. Vediamo la parola. Prima Timóteo capítulo 4, versetto 8. Vediamo cosa dice Paolo a Timóteo.
Versetto 8 dice Paolo: perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa. Lui non ha annullato, ma ha detto che è utile a poca cosa. Mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Lui stava parlando a Timoteo cose con durata in eterno. Quell'esercizio, gli atleti si esercitavano per una cosa effimera, che dura poco. Poco perché? Perché i muscoli invecchiano, i tendini invecchiano, le ossa invecchiano, no? È importante fare, ma dobbiamo comprendere che quello è buono, ma non tutto. E ci sono persone che stanno cercando di preservare la sua vita solo perché stanno mangiando bene, perché stanno facendo esercício fisico, allora sono più tranquilli. No, la tranquillità non viene perché stiamo mangiando solo bene. È importante mangiare bene, è importante fare esercício, ma la tranquillità non viene da queste cose. Viene dalla certezza delle cose future e eterne che ci ha garantito il Signore. Alleluia. Un'altra cosa che è effimera, o le cose effimere. Possiamo dire che le cose materiali sono effimere? Sì o no? Mia mamma, quando ha conosciuto mio papà, lei era una commessa, vendeva prodotto da Prosdóximo, che era un'azienda che fabbricava frigorifero, né? Frigorifero, solo freezer. Cosa tu vendevi? Frigorifero, aria condizionata. E lei non aveva un negócio, non lavorava in un negócio, lei girava vendendo queste cose nei negozi. E ha conosciuto mio papà nell'Istituto di Medicina Legale, perché lui lavorava con i defunti. E lei è andata a vendere lì ai vivi che lavoravano con i morti. E lei diceva che quella azienda garantiva una durata lunga di quei prodotti. Costava di più, ma erano prodotti di buona qualità. Ana Maria, un esempio, lei dice: pastore, tu compri queste cose che sono più economiche, però si distruggono velocemente. Guarda che ho questo, ho pagato un po' di più, ma ho tutta una vita questo, che dura molto. Può durare molto, ma non dura per sempre. Le cose, tutte le cose, possono durare poco o molto, ma non durano per sempre. E principalmente oggi, che le cose sono diventate usa getta. Tu compri una macchina,
e loro ti dicono già subito, fra 3 anni ti chiamiamo per cambiare macchina, è così o no? Perché quella macchina non deve essere già cambiata, perché deve essere tutto nuovo, perché non dura tanto come prima. Leggiamo Salmo 102, versetto 25 e 26. Dice la parola: nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno. Vedete cosa dice il salmista? Nel passato tu hai creato la terra e i cieli. Sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Alleluia! Alleluia! Dai asteri minivia! Gloria! Il salmista dice, lui prende, perché se lui dicesse guarda questi alberi o queste cose, ma lui va al di sopra, arriva allo stremo e dice i cieli che nessuno può distruggere, la terra che per tutti è infinita, nessuno può fare un giro così da solo in un giorno. Una bomba non ha potuto distruggere la terra. Un virus non ha potuto distruggere la terra. Ma il salmista dice, tu se vuoi puoi distruggere. Perché anche la terra e i cieli passeranno. Ma tu, Signore, tu rimani, tu non sei effimero. Versetto 26 ancora. Tutti quanti si consumeranno come un vestito. Tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ricordiamo dei giorni di Noè? Il Signore ha detto distruggerò l'umanità. Lui ha voluto distruggere la terra lì. Lui voleva distruggere cosa? L'umanità. Ma guardò Noè con grazia. Fratelli, tutto sotto i cieli è effimero. Un'altra cosa che è effimero, il piacere. Come mai il piacere è effimero? Passa. A me piaceva un profumo, oggi non mi piace più. A me piaceva uno stile, vestirmi in uno stile, oggi non ho più questo stile. Passa. Luca 12, 19 e 20. E dirò all'anima mia, anima,
tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Sono piaceri, no? Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Ah, mi piace tanto questa casa, oh, mi piace tanto questa macchina. Ah, sai, ho fatto tutto così, in questo colore, perché mi piace molto. Mi ricordo che ero piccolo, la differenza fra me e il mio fratello, Massimo Júnior, un bacio. Sono 7 anni. Mi ricordo quando è nato quella verme lunga, sembrava una verme lunga. Aveva solo pelle e ossa, lungo così, brutto, brutto. Ma dopo è diventato bello, divertente, e era la gioia della nostra casa. Io ero già un fanciullo, avevo 7 anni, ma mi ricordo che lui aveva 1 anno e qualcosa, più o meno, perché lui andava già, allora aveva più di 1 anno. Non mi ricordo preciso quanti anni aveva, mia mamma fra un po' dirà, quando io racconterò la storia. E lei noi dovevamo andare al mare. Nel fine di settimana mio zio aveva una casa al mare e gli piaceva sia alla mamma, al mio papà, come un pazzo mangiava la empadinha. E la mia mamma sempre gli piace fare da mangiare, no? E lei preparava quella crema di gamberi per mettere dentro, come per fare il ripieno di quello salatino. E per un attimo lei è andata nel corridoio per lavare qualcosa, non so cosa è andata a fare. E mio fratello si è svegliato in quell'attimo, in quello attimo di minuto, ha aperto il forno e è salito sopra. E in Brasile noi abbiamo la cucina, come qui la cucina è completa, no? Forno e la piastra insieme. E in Brasile abbiamo così la maggior parte delle case. E lui ha aperto, è salito sopra, e quella pentola bollente con quella crema è venuta sopra di lui. Chi ha mangiato quella pentola di piacere? Chi ha mangiato quel salatino? Nessuno. E la spiaggia che eravamo tutti contenti per andare? Chi è andato? Nessuno. Dove eravamo? In ospedale. I piaceri sono effimeri, passano, finiscono sia per volontà nostra o per un incidente. Ho visto la mia mamma disperata in quel momento perché la pelle della spalla, la pelle, l'orecchio veniva tutto giù, la pelle dell'orecchio veniva tutto giù con quella crema. Una cosa che doveva essere un piacere è diventata un incidente. Grazie a Dio, lui è vivo, non ha avuto non è rimasto niente che un segno piccolo, un macchio piccolo per lui non dimenticare. Ma i piaceri passano. A volte noi ci arrabbiamo perché il caffè che ci danno nel bar non è come vogliamo.
Beve! Perché poteva non bere, tu potevi non bere. A volte tu ti arrabbi a casa per causa di una situazione che non ti gradisce o che non è come tu precisamente volevi che fosse. Tutto passa. La strada che Dio ci ha proposto sono delle cose spirituali, eterne, che le cose di questo mondo non possono sostituire. Le cose di questo mondo, nemmeno le cose che sembrano come i cieli e la terra, perché noi guardiamo il cielo, il tramonto, diciamo ma che bellezza del Signore, anche quello passerà, che sembra di essere eterno, no? Il sole sembra di essere eterno. Lai mi astebi a fa. Ma passerà. È vero che generazioni sono passate e il sole continua lì, finché il Signore non verrà. Perché la Bibbia dice che quando verrà il Signore il sole si oscurerà. Alleluia! Una delle piaghe, le acque diventeranno come sangue. Io immagino quel mare bello di Sardegna che tutti piacciono, che dicono che piace a tutti, che dicono quello è una meraviglia. Acqua rossa, sangue. Passerà. Anche le cose che sembrano infinite, eterne, passeranno. Perché l'unico che è eterno, chi è? Il Signore. Il salmista ha detto nel versetto, nel Salmo 102 che abbiamo letto. Ma tu rimani. Essi periranno, ma tu rimani. Il mare perirà. Io dirò i nomi delle cose e voi ripetete perirà, ok? Il mare, il sole, le stelle, l'universo, gli alberi, gli uomini, i re, quella ditta, una ditta, questa è una multinazionale, ma io nella mia vita ho conosciuto ricchi diventare poveri. Ho conosciuto imperi, ma ricordiamoci di Babilonia, ma ricordiamoci di Roma. E perché noi dobbiamo spaventarci? Perché adesso c'è un movimento, una tassa americana che está disturbando il commercio, che está disturbando il mondo, perché l'Europa dovrà pagare 15%, Brasile 50%, non so chi 30%. Questo sta agitando il mondo, ma il mondo si agita con le cose del mondo. La Chiesa continua salda. Perché tu rimani, Signore. Amen? Il Signore rimane. Perirà il Signore? Lui rimane. La via che il Signore ci ha proposto sarà più leggera se siamo concentrati a ciò che è eterno e non a ciò che è effimero. Amen? Concentriamoci alle cose eterne, non alle cose effimere. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti qui
per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Amen. Vorrei ringraziare il nostro fratello, anziano della Chiesa di Germania, di Mônaco. Non è un monaco lui è un credente, ma lavora nel campo spirituale a Mônaco com o pastor Renato e la sua famiglia. E monaci, não, lui non è un monaco, ma è un servo del Signore. Amém? E que Deus benedica, que Deus abençoe o irmão Joel, a irmã Tainara, a sua família. Facciamo una preghiera per loro, ringraziando al Signore per la loro vita, chiedendo al Signore che possa aiutarli. Vorrei lasciare un versetto per la vostra vita. Quero deixar um versículo para vocês, que se encontra no Evangelho de Marco, capítulo 4, e versetto 39. Io leggerò in portoghese perché loro possano capire. Diz assim: ele, acordando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, se acalme. E imediatamente o vento cessou e se fez uma grande bonança. Amém? Questo Gesù continua lo stesso. Come agli ebrei sta scritto 13:8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, hoje e in eterno. Então esse versículo que eu quero deixar para vocês. Ele se levantou, se acordou e disse ao vento e ao mar: façam silêncio, se acalmem, e imediatamente o vento parou. E tudo tudo se tornou como bonança. Amém? Tem luta que a gente diz assim, não vai terminar nunca. E Deus faz assim, gira uma chave e abre uma porta. Aquela porta tão fechada, uma simples chave abria. Para você abrir uma porta, às vezes você faz tanta força, né? Porque não tem a chave, tem que arrombar a porta. Mas com a chave você abre simplesmente, gira e abre e entra. E assim será. No nome de Jesus. Amém? Levem esta palavra, a nossa gratidão pela vinda de vocês aqui. Receba nosso carinho, nosso abraço. Sou muito feliz porque é bom esse intercâmbio. Quando os irmãos forem lá na Alemanha, vão também visitar o trabalho lá. Amém? Quando i fratelli saranno in Germania, devono in vacanza, vede il giorno del culto e va a visitare la chiesa, pastore, la chiesa, i fratelli, partecipare di un culto. Amen? E così noi ci visitiamo e ci rallegriamo con tutto che il Signore sta facendo. Amen? Che Dio benedica loro. Preghiamo per loro. Facciamo una preghiera ringraziando Dio per la loro vita e anche per questa parola di questa sera. Tu vuoi le cose effimere o eterne? La
la strada, la via che il Signore ci ha proposto è delle cose eterne. Gloria a Dio. È quello che il Signore ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Matteo 6,33. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e le altre cose vi saranno sopraggiunte. Amen? Facciamo questa preghiera. Vorrei invitare la mia mamma per fare questa preghiera, la Paola, la Paulinha, e pregare per la coppia di fratelli di Germania, che Dio possa dare a loro un buon rientro, un viaggio benedetto, e che anche questo semplice culto loro possano tornare com i suoi covoni, com os seus molhos, come dice la parola, com i suoi covoni. Amém? Saluta tudo com a paz do Senhor, hein? Amém. Vou pregar em português. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto já fizeste neste lugar. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas, e em especial, Senhor, te agradecemos pela vida deste casal que aqui está, que tivemos o prazer e a alegria de estar com eles aqui, cultuando, adorando ao teu nome, Senhor. Que ele possa, Senhor, sair daqui de posse de vitória, recebendo os seus molhos, Senhor. Que venha, Senhor, nesta noite, fazer uma coisa nova na sua vida, Pai. Que eles possam receber de Ti porção dobrada. Que eles possam receber de Ti nesta noite, Senhor, algo que eles estão Te pedindo, Pai. E que o milagre venha acontecer em suas vidas, Senhor. Leva eles em paz. Derrama sobre eles, Senhor, as Tuas bênçãos, sobre a sua família. Que tudo, Senhor, esteja no controle de Tuas mãos. Tudo está no controle de Tuas mãos, Senhor. E eu sei, meu Deus, que aquilo que Tu determinaste para a vida desta família vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Che Dio benedica anche chi ci vede su YouTube. Un saluto a tutti, che Dio vi benedica. Non dimenticare di lasciare il vostro mi piace. E se Dio vuole ci vediamo domenica nel culto alle 10:30. E vorrei invitare anche tutti i fratelli per il 23, non dimenticare, il 23 sarà un culto, un picnic evangelistico con tutte le famiglie della Chiesa. Amen? Il 23 un culto un picnic evangelistico in piazza Kennedy a Le Cascine. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e per sempre. Diciamo amen? Amen.